Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, seconda serie. A cura di Radio Nostra. Tutti i mercoledì sera, in diretta streaming. Buon ascolto. Pronti via, eccoci qua, abbassiamo la musica perché dopo abbiamo le lagnanze che la musica è troppo alta, ma noi volando alto la musica non sentiamo sotto e giù cosa dicono e perciò dobbiamo alzare un po' la musica. Con me nel cestello della mongolfiera del Giro del Mondo in 80 giorni di Radio Nostra c'è Rossella Rossetto. Buonasera Rossella. Buonasera Gianluigi Bergamo. Oggi andiamo anche con i cognomi. E soprattutto buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera a tutti. Oggi ho idea che abbiamo di chilometri da fare. Ne abbiamo, ma noi siamo super mega con questa certo, mongolfiera ecologica perché non consuma nessun carburante, ha emissioni zero e quindi viaggeremo. Prima tappa il brano. Con noi questa sera avremo le canzoni di Giulia D'Alessandro, che sarà poi nostra ospite, o come di consueto alla fine sarà l'ultimo ospite nella trasmissione. Come sempre sapete, parleremo di musica, di canzoni e prima di chiudere la puntata. Andiamo avanti, noi voliamo verso il sud e intanto Volveras, Giulia D'Alessandro. Que te has vuelto a enamorar, que no siente ya el amor de antes, quieres que te dé tu libertad, no te detendré por un instante, no le temo a la soledad, pero sé que al fin te vas a arrepentir y tendrás que regresar. En tu alma siempre serás mío, aunque te enamores otra vez. No podrá borrar esos recuerdos de mis caricias en tu piel. Te recordarás en cada beso, nadie como yo te puede amar. Se te cansarás de las mentiras y tú volverás. No voy a tratar de retenerte, el amor no se exige, se da. Si tu amor no es el de para siempre, entonces quiero saberlo ya. No te vale nada mi cariño, solo te sirvió para jugar, pero sé que al fin te vas a arrepentir y tendrás que regresar. En tu alma siempre serás mío, aunque te enamores otra
los recuerdos de mis caricias en tu piel. Te recordarás en cada beso, nadie como yo te puede amar. Se te cansarás de las mentiras y tú volverás. Y tú volverás. Y tú volverás. Bene, Rossella, eccoci qua con la nostra mongolfiera. Siamo partiti subito verso Roma, anche se a Roma c'è un po' di trambusto con questa partita che stanno giocando in questo momento, questa finale a Tirana. Tu non sai nulla, ma te lo dico io. E con noi, nella nostra mongolfiera, sta montando Giuseppe Ungherese. Aspetta che ti calo giù un po' la cordicella, ora puoi salire, Giuseppe. Buon pomeriggio e bentrovati. Grazie per essere con noi. Giuseppe Ungherese è il responsabile della campagna sull'inquinamento di Greenpeace. Greenpeace, la conosciamo tutti, è un'associazione che si batte per la difesa dell'ambiente, dei mari e di tantissimi aspetti del mondo che ci ospita, anche con delle azioni molto clamorose e devo dire molto affascinanti. E noi oggi abbiamo chiamato Giuseppe per parlare soprattutto di plastica. Tra l'altro Giuseppe ha scritto anche un libro proprio su questo tema, vero Giuseppe? Sì, si tratta del libro Non tutto il mare è perduto, un titolo che lascia speranza perché diciamo abbiamo oggi tutti gli elementi per provare a mitigare e ridurre questa emergenza globale che ci sta sfuggendo di mano. Ma adesso però c'è la plastica riciclabile, quindi siamo tutti tranquilli finalmente, hanno inventato questa cosa meravigliosa. In realtà non è proprio No. così, perché riciclabile non vuol dire riciclata. E forse è questo, diciamo, il fulcro del problema, perché se andiamo ad analizzare tutta la plastica prodotta nella storia umana a partire dagli anni '50, solo il 9% è stato correttamente riciclato. Il resto è finito bruciato negli inceneritori, in discariche già stracolme, oppure disperso nell'ambiente. Quindi diciamo sul riciclo e sulla riciclabilità effettiva delle plastiche che si genera gran parte del problema. Oggi diciamo il sistema di riciclo è migliorato e sta migliorando. In Italia, che è un paese virtuoso, però anche ancora oggi di quello che differenziamo diciamo nelle nostre case in modo corretto e assolvendo al nostro dovere civico, il sistema riesce a trasformare in nuovi oggetti meno della metà di quello che noi separiamo correttamente. Quindi il problema, diciamo, della riciclabilità è un problema rilevante e che probabilmente è all'origine di questa enorme emergenza. Tant'è vero che noi, diciamo, lo ribattezziamo il mito del riciclo. Da sempre aziende e governi ci dicono che è la panacea di tutti i mali, ma in realtà i numeri lo smentiscono categoricamente. Ma in effetti c'è questa, no, questa diceria, questa credenza che tanto la plastica è riciclabile, quindi compriamola, prendiamola, usiamola, tanto dopo si ricicla, mentre di fatti invece questo non lo è, insomma. No, i numeri lo dicono in modo inequivocabile. Certo è che sgombriamo il campo da ogni dubbio. Noi dobbiamo continuare a fare a solvere il nostro dovere civico, quindi dobbiamo differenziare, separare correttamente i rifiuti. Però ogni qualvolta compriamo qualche oggetto in plastica, dobbiamo in qualche modo chiederci se ne abbiamo realmente bisogno. La plastica, diciamo, nasce come un materiale delle meraviglie, sinonimo di benessere, progresso, ha portato il colore nelle nostre case, nelle nostre vite, ci ha fatto produrre degli oggetti impensabili fino a 70, 80 anni fa. Eppure noi oggi, di
questo materiale meraviglioso utilizziamo oltre il 40% della produzione globale per le applicazioni usa e getta, cioè tutti quegli articoli, quegli imballaggi, quel packaging, quei contenitori che nelle nostre mani hanno una durata piuttosto limitata, da secondi a minuti, e che diventano rapidamente un rifiuto di difficile riciclo a fine vita. E quindi è questa la stortura che poi si trasforma in un clamoroso boomerang dal punto di vista ambientale. A me piace narrarlo in questo modo, e pensare a Cristoforo Colombo nella sua traversata. Se avesse avuto a bordo una bottiglia d'acqua e una folata di vento avesse fatto cadere questo involucro in plastica nei mari, forse ancora oggi troveremmo residui di quella bottiglia nei nostri oceani. Quindi a piccoli oggetti possono seguire impatti soprattutto duraturi nel tempo e che ci mostrano come proprio stiamo utilizzando male questo materiale, ed è lì che bisogna intervenire in via prioritaria, perché rappresenta proprio l'emblema dello spreco. Ma Ma scusa Rossella, mi è venuto in mente adesso la differenza tra plastica fatta con il fossile e la plastica fatta con gli oli vegetali. C'è una differenza o anche la plastica, quella diciamo bioplastica, è migliore? Ci sono delle differenze, soprattutto nelle materie prime utilizzate per produrle. È chiaro che, diciamo, se noi ragioniamo sempre in un'ottica di scegliere un materiale meno peggio, non andremo mai da nessuna parte, perché, non dobbiamo far la sfida tra la carta, la plastica, il vetro, le varie tipologie di plastica, ma bisogna guardare il problema da un altro punto di vista e cambiare il modello. Perché se domani pensiamo di far crescere l'uso di carta, ad esempio, non possiamo giocarci i polmoni verdi del pianeta per produrre imballaggi. Analogamente non possiamo pensare di produrre tutto in queste plastiche a base, vegetale in parte. Il grosso di queste plastiche in commercio oggi non sono al 100% vegetali, perché creiamo una competizione sull'uso dei suoli e quindi andiamo in netto contrasto con la produzione di alimenti di cui l'umanità ha bisogno, e quindi diciamo il problema va guardato non sulla natura del materiale, perché non esiste un materiale di per sé perfetto, ma più che altro la sostenibilità dipende dall'uso che se ne fa. Un oggetto utilizzato molte più volte ha un impatto notevolmente inferiore rispetto a un oggetto di qualsiasi tipo di materiale utilizzato per una sola volta. E quindi, cioè, certo. più che guardare il problema da come gestiamo valanghe di rifiuti e trovare il meno peggio, bisogna trovare il modo per produrne di meno. Ascolta, ma la plastica, ripassiamo un attimo. È brutto vedere la bottiglietta sulla spiaggia, ma i danni sono molto maggiori della plastica che finisce in giro per l'ambiente. Ma se andiamo ad analizzare tutta la filiera, diciamo che, scopriamo bene tutte le carte, perché oggi il 99% della plastica prodotta in tutto il mondo deriva dalla lavorazione di quegli idrocarburi come gas e petrolio che sono poi all'origine dell'emergenza climatica in atto. Ehm, Questo materiale, diciamo, in tutta la sua filiera, quindi dall'estrazione di questi combustibili fossili dal suolo, alla loro raffinazione, fino al loro uso e fine vita, ha un impatto anche in termini di emissioni di gas serra. Se prendiamo tutta la filiera della plastica su scala globale, oggi è più o meno il sesto stato per emissioni. E secondo le previsioni di crescita dei consumi da qui al 2050 potrebbe diventare il terzo stato per emissioni. C'è l'impatto sul mare, di cui, diciamo siamo tutti, a conoscenza, ma c'è anche un altro aspetto forse meno noto, è legato al fatto che per produrre la plastica vengono utilizzate una miriade di additivi chimici e sostanze chimiche che servono per garantire alle materie plastiche determinati, requisiti specifici per ogni applicazione, però molte di queste sostanze sono tossiche per la salute umana. E quindi ci sono numerosissimi casi ben documentati dalla scienza che ci indicano come l'involucro possa essere una fonte
di queste sostanze inquinanti per il nostro organismo e che possono essere trasferite dall'involucro all'alimento. Ci sono tutta una serie di interferenti endocrini, ftalati, bisfenolo. In alcuni casi ci sono anche PFAS, che sono tristemente famosi in Veneto e non solo. E quindi diciamo è una produzione che in qualche modo non riesce a prescindere oggi da alcuni elementi tossici per la nostra salute umana e quindi il mare diciamo è solo l'aspetto più visibile del problema, che è un problema gigantesco a cui bisogna porre un freno assolutamente. E poi uno dei temi sono però, i pesci, gli animali che abitano nel mare, quindi i pesci e anche i mammiferi e anche per esempio le tartarughe, no, ogni tanto si legge di queste povere tartarughe o anche, delfini così che hanno ingerito enormi quantità di plastica. Tra l'altro l'altro giorno era la giornata delle tartarughe, che sono degli esseri che ci piacciono molto e che sono molto in pericolo a causa della plastica, no, che è nel mare. È proprio così, perché diciamo sono già oltre 700 le specie marine che subiscono gli impatti diretti dell'inquinamento da plastica in mare. Alcune muoiono soffocate, altre restano intrappolate in cumuli di rifiuti, altre, dopo averle ingerite, diciamo si genera questo finto senso di sazietà per cui l'animale risulta essere debilitato, non si nutre più regolarmente, quindi subentrano tutta una serie di problemi. E le tartarughe diciamo sono tra gli animali che subiscono conseguenze veramente gravi. Si stima che tutte le specie di tartarughe marine abbiano ingerito plastica. Un'indagine dell'ISPRA di qualche tempo fa stimava che sulla specie tipica dei nostri mari, la caretta caretta, oltre il 50% degli individui presi in esame in quell'indagine aveva pezzi di plastica, nel proprio stomaco. Tra l'altro, c'è una cosa molto che su cui la scienza ci aiuta, perché prima si riteneva che le tartarughe fossero attratte dalla plastica, soprattutto dai sacchetti, perché un sacchetto, se rovesciato in mare, in qualche modo ricorda la forma di una medusa. E quindi una delle prede preferite delle tartarughe, per questo, diciamo, questa somiglianza, ehm, veniva ritenuta essere la causa, che spingeva le tartarughe proprio a nutrirsi della plastica. Oggi invece sappiamo che quando la plastica resta in mare, viene lentamente ricoperta da un film di microrganismi incrostanti e che conferiscono al pezzo di plastica il tipico odore che è quello del pesce che noi conosciamo, e quindi è quell'odore che poi spinge le tartarughe anche a mangiare altri tipi di plastica, pezzi di flacone, di tubi o altre tipologie di oggetti. E quindi diciamo quella plastica lì per le tartarughe diventa veramente una trappola mortale, per questi animali magnifici e iconici che popolano i nostri mari. Sì, e poi se la mangiano anche i pesci, noi mangiamo i pesci, quindi alla fine Sì, in realtà diciamo, noi in questi anni abbiamo condotto diverse campagne, spedizioni nei nostri mari, proprio per investigare la presenza di queste microplastiche, questi minuscoli frammenti inferiori ai 5 millimetri che hanno invaso ogni angolo del pianeta, non solo gli ambienti marini, ma anche gli ambienti terrestri. Diciamo nelle analisi che abbiamo fatto col CNR, con l'Università Politecnica delle Marche, abbiamo visto che tanti pesci hanno frammenti di plastica nello stomaco. Ora su questo bisogna essere onesti, perché noi solitamente i pesci li mangiamo eviscerati, per cui, c'è un bassissimo rischio per noi di, nutrirci di plastica consumando del pesce. Questo però non è vero per tutti quegli organismi che consumiamo per interi, un esempio su tutte le cozze. Le cozze non le evisceriamo e anche nelle cozze i minuscoli frammenti son presenti, ma, diciamo esistono tantissime tipologie di alimenti che sono contaminati dalla plastica. È stata trovata persino plastica anche nell'aria che respiriamo. E alcuni studi recenti l'hanno trovata anche, nella placenta umana. Tracce di plastica sono state trovate sia nel sangue che nei nostri polmoni, per cui viviamo in un pianeta che stiamo lentamente modificando in un pianeta di plastica, conseguenza di una produzione senza freni e che non subisce battute d'arresto. E per questo poi entra in gioco l'azione di Greenpeace, che
che chiede, diciamo, a chi ha il potere realmente di cambiare le cose, quindi sono quelle grandi multinazionali che abusano di tanta plastica e che spesso non ci danno alcuna alternativa dei prodotti che acquistiamo giornalmente. Allo stesso tempo anche la politica deve fare molto di più perché deve perseguire gli interessi pubblici e non solo quelli di pochi che continuano a far profitto a discapito di tutti noi che viviamo sul pianeta. Certo. Ascolta, ma quindi nella vita quotidiana noi cittadini cosa possiamo fare? Perché prima parlavi giustamente di prodotti che usiamo a lungo, non so, il secchio, poi ce l'ho per anni, è di plastica, non si distrugge mai. Cos'è che possiamo cercare di limitare o addirittura eliminare dalla nostra vita quotidiana? Noi consigliamo sempre di partire dall'usa e getta, dal monouso, quindi tutti quegli involucri e imballaggi che portiamo a casa dopo aver fatto la spesa e riempiamo un sacchetto abitualmente di involucri e capita a tutti noi. E quindi scegliere opzioni alternative, laddove possiamo torniamo allo sfuso, quello che c'era prima e che era una delle modalità più in voga. Ma ad esempio ci son tante altre, situazioni in cui possiamo utilizzare un contenitore ricaricabile. Oggi esistono in tante zone d'Italia i cosiddetti negozi zero waste, che vuol dire zero rifiuti. Si va lì e si ricarica il nostro contenitore per comprare il detersivo per la lavatrice o quello per il pavimento o il sapone che utilizziamo per far la doccia. E quindi tutte queste soluzioni possono essere messe in piedi da ognuno di noi per cercare, diciamo, di dare anche un segnale al mercato, perché dobbiamo farlo col nostro potere di acquisto, abbiamo la possibilità di condizionare il mercato e quindi lanciare un messaggio alle aziende che è il momento di cambiare il sistema in cui confezionano i beni che noi acquistiamo ogni giorno. Ma anche un'altra cosa importante sarebbe ad esempio quella di preferire l'acqua di rubinetto laddove non ci sono criticità ovviamente. Ci possono essere sistemi, anche una sorta di vuoto a rendere. Noi questo lo stiamo chiedendo, proprio in questo periodo, che è un sistema più o meno in voga in tanti stati europei, soprattutto del Nord Europa. Quando si compra una bevanda, versa una pic Aspetta che si è un attimo Qua l'abbiamo perso. mi sentite? eccoti, rieccoti. C'è Dove stato un eravamo momento rimasti? Quando si compra una bevanda si versa, una minima cauzione di una cifra variabile tra 10 e 25 centesimi, che poi viene restituita nel momento in cui restituiamo il contenitore al supermercato, il vuoto. E quindi si genera un sistema che riesce veramente a migliorare la raccolta e soprattutto a trasformare quelle bottiglie in nuove bottiglie. Questo sistema funziona benissimo in Germania, ma in tante altre nazioni del Nord Europa e speriamo venga introdotto anche in Italia, perché l'Italia, è uno dei paesi al mondo che vince il premio per i maggiori consumi di acqua, Minerale in minerale bottiglia. confezionata. incredibilmente, uno può aggiungere, ma vabbè. E ascolta invece a livello sul versante, diciamo, delle iniziative politiche, cioè gli stati o addirittura gli organismi sovranazionali stanno prendendo in esame questo problema? Sì, devo su questo punto abbiamo veramente buone notizie, soprattutto per quel che riguarda iniziative intergovernative, perché, recentemente l'ultima assemblea delle Nazioni Unite, svoltasi a Nairobi a inizio marzo, ha approvato una risoluzione che impegna gli stati membri delle Nazioni Unite a definire un trattato globale sulla plastica, che affronti tutti i problemi in tutta la sua filiera produttiva, e mi riferisco anche ai problemi non solo a fine vita, quando la plastica diventa un rifiuto, ma anche tutti quelli connessi alla produzione, e che quindi dovrà, diciamo, definire un trattato globale. Si tratta, per bocca delle stesse Nazioni Unite, dello sforzo diplomatico più grande messo in atto
dopo gli accordi di Parigi sul clima del 2015. Quindi noi ci auguriamo e monitoreremo la situazione affinché si arrivi nel più breve lasso di tempo possibile a un trattato veramente ambizioso che definisca un insieme di regole comuni da applicare in tutto il mondo, che spinga per la riduzione della produzione, a partire proprio da quell'usa e getta su cui tanto ci siamo soffermati poc'anzi, e che definisca proprio delle regole che affrontino un problema globale, perché un problema che non ha confini geografici ha bisogno di regole uniformi in tutto il mondo. Certo, abbiamo presente la grande isola nel Pacifico di rifiuti, no, che è gigantesca e che appunto credo molti paesi abbiano contribuito alla formazione di quell'isola di rifiuti di plastica. Quindi, in questo senso alcuni paesi che noi chiamiamo in via di sviluppo, sembrano molto avanti, no, a Nairobi, quando arrivi all'aeroporto, son dei grandi cartelli che ti dicono: "Se hai della plastica questi sono i cestini, perché nel paese non puoi portar dentro plastica." Quindi sacchetti, cose Sì, ci son dei paesi che in qualche modo, stanno agendo, nella giusta direzione da questo punto di vista, ma, ora, se parliamo dei paesi in via di sviluppo, in qualche modo questa esigenza, di intervenire è dettata dalla praticità, perché diciamo a quei paesi è stato imposto un modello di business, senza basato sull'abuso di plastica, senza che fossero presenti le strutture necessarie in qualche modo a garantire un corretto smaltimento di questi prodotti a fine vita. Però, c'abbiamo anche tanti casi lodevoli che ci sono, basta varcare le Alpi per trovarli. Ad esempio la Francia a inizio anno ha introdotto il divieto di vendere frutta e verdura confezionata in plastica per tutte quelle confezioni inferiori a 1 chilo e mezzo. O siamo abituati, quando andiamo in un supermercato troviamo frutta e verdura sfusa, ma poi siamo abituati a imbatterci in questi muri giganteschi di plastica. Ecco, la Francia ha avuto il coraggio di mettere in atto un provvedimento di questo tipo, seguirà la Spagna ad inizio del 2023 e in Italia però di queste cose purtroppo Non se non ne si parla. parla. E la Francia stessa stima di risparmiare decine di miliardi di imballaggi da qui ai prossimi anni, perché di fatto poi la frutta soprattutto è già protetta di natura, e Certo. quindi non avrebbe bisogno di ulteriori protezioni. La Francia poi ha previsto tutto un pacchetto di incentivi per migliorare la logistica, migliorare tutte quelle filiere corte che consentono di tagliare tanti passaggi e avere sempre più prodotti in un ottimo stato di conservazione quando arrivano sugli scaffali nei supermercati. Insomma, le vie ci sono, per arginare il problema, basta solo far seguire a tanti buoni propositi che si sentono, ahimè, anche da parte della nostra politica, ma a cui poi atti concreti ne seguono ben pochi. certo. Allora grazie Giuseppe, forza Greenpeace che ci aiuta a difendere l'ambiente che ci ospita, ecco, insieme a molte altre specie, anche noi siamo su questo pianeta, siamo anche responsabili della salute anche delle altre specie e anche volendo solo essere egoisti, comunque la salute delle altre specie poi va a impattare sulla nostra, quindi e poi comunque la gente egoista non ci piace, quindi Bene, Va bene, grazie a grazie voi. Giuseppe, grazie mille e buon lavoro. Ci risentiremo. e Grazie. buone azioni. Grazie, ci proviamo. E se poi capissi che tutto uguale a prima e come prima mi sentissi inutile, io non ho mai pensato se
E tu non puoi far finta che niente sia cambiato dopo il cuore che ho strappato via da te. Ma senza di noi ho ancora quella strana voglia di sentirmi sola. Senza di noi, ma non da ora. Se non altro per vederti andar via ancora. Senza di noi ho ancora quella smania di fuggire via da sola. Ma senza di noi chi vola? Sono solo ali e piume, nient'altro ancora. Certo che non apprezzo il tempo passato insieme a spasso tra questo mondo e un altro per trovare l'universo adatto al nostro spazio, ogni giorno più stretto per contenere i sogni tutti dentro ad un cassetto. Ed ecco perché scappo, ora ricordo e scappo. Ho solo tanta voglia di sentirmi viva adesso. Ma senza di noi ho ancora quella strana voglia di sentirmi sola. Senza di noi, ma non da ora. Se non altro per vedermi andar via ancora. Certo che non apprezzo il tempo passato insieme a spasso tra questo mondo e un altro per trovare l'universo adatto al nostro spazio, ogni giorno più stretto per contenere i sogni tutti dentro ad un cassetto. Ed ecco perché scappo, ora ricordo e scappo. Certo che non apprezzo il tempo, tu restami un po' addosso. Eccoci di nuovo tornati in studio. Rossella ci sei? Sì, Rossella c'è anche con la nostra mongolfiera. Da Roma ritorniamo in Laguna. In Laguna è vicino a noi, più o meno a Caposile, in comune di Mosile di Piave. Abbiamo il nostro secondo ospite, l'apicoltore Giancarlo Montagnier. Buonasera Giancarlo. Buonasera a voi. Bene, ci alziamo un attimino perché siamo in maniera artigianale che facciamo questo collegamento. E allora, Giancarlo, 2 giorni fa, mi pare un paio di giorni fa, c'era la giornata mondiale delle api, Certo. dedicate alle api. Com'è il problema? Come siamo messi con queste api in questo momento? Guarda, il problema sussiste sempre perché purtroppo il clima cambia, non solo quello, tutti i trattamenti chimici che vengono fatti purtroppo in agricoltura, ma non per questo voglio sponsorizzare i coltivatori, però bisogna anche coltivare considerando anche queste specie che sono la nostra salvezza. Perciò diciamo che come api quest'anno non è proprio male, anche la produzione promette bene,
però dobbiamo sempre stare molto molto attenti. Adesso è da tanti anni che lei fa l'apicoltore. Ehm, come sono stati gli anni? Era più facile farlo prima? È più facile farlo adesso, il lavoro di apicoltore, o è sempre... No, mm, no, infatti prima si faceva una apicoltura molto più semplice, diciamo, era molto più semplice il controllo delle api, controllarle, vederle, e poi avevano una metodologia sua molto più semplice. Io ho 42 anni che ho le api e fai conto che quando era ottobre si invernavano e quando era febbraio si cominciavano a controllare. Adesso con il clima che è cambiato si controllano anche durante l'inverno per alimentazione di supporto, perché purtroppo non ce la fanno sai, il surriscaldamento globale porta che le api con il caldo anche invernale si muovono e praticamente consumano tutte le scorte che avevano immagazzinato in autunno, e logicamente dobbiamo intervenire noi a supporto per affrontare fino alla primavera praticamente. Ah, quindi se ho ben capito, prima dormivano, diciamo, Prima non era un letargo, perché le api non vanno in Ah, letargo, perché quando anche d'inverno abbiamo delle temperature di 8-10 gradi escono, ma adesso le temperature anche d'inverno sono molto più elevate e perciò le api escono, consumano perché il movimento per loro è consumare, il che noi integriamo con questo, ma poi sono entrate altre problematiche di malattie e tutte queste cose qui. Una volta purtroppo non c'erano, perché io sono nato in una famiglia colonica dove c'erano le api, e mi ricordo che quel vecchio apicoltore di Musili di Piave veniva lì e quando era agosto chiudeva la stagione, settembre, primi di settembre a volte, e chiudeva la stagione e poi fino a primavera non si guardava niente, perché d'inverno facevano quei freddi, che erano freddi, e le api non si muovevano se non almeno per una quindicina di giorni, capito? certo. Consumavano molto 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 poco. Mhm. Adesso con i movimenti è tutto un altro discorso, è diventato un lavoro vero e proprio con le api. S- Per carità, per me è una passione, come ho detto prima, è entrata 42 anni fa, però è molto più difficile a questa distanza di un 20-30 anni a questa parte. Ascolta, un'ape quanto vive? Un'ape vive nel periodo estivo un 40-45 giorni massimo. Nel periodo invernale le api che nascono a novembre si portano diciamo a fine all'entrata della primavera, ecco. Nella primavera, quando cominciano a nascere le prime api nuove, poi la regina è stimolata da nettare di fiori nuovi, tipo il carasacco, tipi altri fiorellini di prato, e perciò depone uova, le api vecchie muoiono e aumenta sempre di più con l'introduzione di nettare, perciò la famiglia aumenta, quando è aprile la famiglia sono già più che abbondanti, con il carasacco in fiore si fa la produzione del miele di carasacco, dopodiché potrebbe esserci di mezzo anche qualche anno a questa parte quello di colza, e poi a seguire quello di acaccia e così via, insomma. Allora, noi cittadini, cosa possiamo fare per aiutare le api? Ovviamente non schiacciarle. Oddio, sicuramente cercare di piantare coltivazioni o giardini, magari per chi ha solo il giardino, piante nettarifere, piante pro api,
Dopodiché abbiamo fatto un paio di anni fa, adesso vado un po' a spanne, nei comuni di Musili di Piave, ma non solo nei comuni di Piave, con il sostegno dell'APAT, l'Associazione Apicoltori di Treviso, apicoltori in Veneto, di sostenere le api, e hanno distribuito a apicoltori e a cittadini delle bustine di facelia. La facelia è una pianta che fiorisce bene e dà nettare per le api. Perciò sì, c'è un modo come un altro di scuotere un attimo i cittadini a creare, tipo, invece di piantare un acero, per carità, non con questo che un acero non sia una bella pianta, piantiamo un tiglio, piantiamo una caccia, piantiamo piante che possono dar nettare per le api. Come avevo già parlato con la mia sindaca, diciamo la signora Silvia Susanna, di creare sulle aiuole del comune, mettere lavanda, mettere fiori e quant'altro adeguati per le api. Per carità, ci sono fiori bellissimi che però magari per le api non servono a niente. Ci sono fiori sempre bellissimi che per le api possono dare qualcosa. Sì, quindi allora si usa le due cose insieme c'è volontà, per... volendo c'è volontà, si può fare con anche le amministrazioni comunali di creare questi sistemi appositamente per le api, visto e considerato che è il nostro polmone di vita le api, perché senza le api, come diceva Einstein, 4 anni mancano le api, noi non dico che proprio finiamo di morire completamente, però abbiamo vita molto breve. Ascolta Giancarlo, parliamo un attimo della produzione. Adesso abbiamo tantissimi tipi di miele, no? Mentre una volta, io mi ricordo, c'era solo millefiori e basta. Adesso... Sì, diciamo che la flora botanica della nostra penisola è vasta, però logicamente io sono nato in Italia, però c'è la Bassa Italia, ognuno in zona, perché la penisola italiana è una botanica molto 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 vasta. Abbiamo, vorrei dire, più di circa una quarantina di tipologie di miele nella nostra penisola, di tipologie. La produzione come quest'anno è abbastanza discreta rispetto a 3 anni passati che sono stati disastrosi. Disastrosi sono stati anche le morie, come avevo detto prima, che purtroppo con fitofarmaci o quant'altro hanno creato dei problemi. Qualche anno fa io ho fatto un servizio su un'altra radio televisiva in cui proprio con riprese mi avevano fatto morire una marea di api. Mi avevo visto una brutta stagione che poi ho ripreso un po', però non ho recuperato quello che potevo aver recuperato. Sì. Allora, la tua azienda è a Caposile, in comune di Musile, è vicino a Caposile, no? Se non Sì, sbaglio. esatto. E fai anche, ho visto anche il miele di Barena. Sì, esatto, non siamo in tantissimi a produrre questo miele, un miele molto difficile da produrre, un miele che mi diceva sempre un vecchio abitante di Cavallino, per Porti, che si fa bene una volta ogni 10. Diciamo che sono riuscito a farlo anche più volte nell'arco di 10 anni, però in quantità molto limitate. Infatti è considerato un miele di nicchia, un miele molto particolare, un miele, ti dirò, non per tutti, perché ci sono gli amanti del tipo fatalità. Il veneziano, proprio il veneziano di acqua, è molto amante di questo miele, forse perché per gli anni
passati, ma ti parlo di qualche decennio di anni, quello era l'unico miele che loro trovavano in quelle nostre zone. Sì, quel retrogusto salino che c'ha. Esatto, un retrogusto leggermente amarogno, salino, molto particolare, molto buono veramente, perché ti dirò, io l'ho portato anche all'Expo a Milano, l'ho portato in varie premiazioni ed è sempre stato molto apprezzato. Va bene, chi vuole il miele di Montagnier, di Giancarlo Montagnier, ho visto c'è sulla sua bella pagina Facebook con tutti gli indirizzi, con tutte le tipologie di miele, quindi andatevela a vedere e andatelo a trovare. Noi verremo a trovare, perché si può entrare anche con la bicicletta dalla parte del canale, no? del taglio. Allora, sì, infatti, allora, per chi è interessato, il 12 giugno fanno a Caposile, nella zona di Caposile, comunque nella via Salsi, la Salsi Lunga, una marcia, diciamo così, una passeggiata in mezzo alla laguna, in mezzo a queste zone qui ambientali molto belle, e si passa anche davanti al mio apiario, dove allestirò un gazebo che farò degli assaggi di miele. Ecco, come ci saranno anche altre famiglie di storiche di vecchia data, c'è chi farà le Cerveza, c'è chi farà la colazione con le uova, e c'è chi con il latte di Casala e i biscotti, il pane soppressa e quant'altro. Poi a finire c'è chi fa la Proloco, che fa le crosticine e quant'altro, insomma. Una cosa bella per chi è poi interessato, il 12 giugno c'è questa manifestazione. Bene, allora 12 giugno tutti ai Salsi, andiamo a trovare Giancarlo Montagnier col suo miele e intanto godiamoci un po' le api, perché sono sempre belle da vedere anche quando svolazzano. Esatto, è bene, è una cosa importante per la nostra vitalità. Per chi mi vuole contattare eventualmente anche per questa festa, Giancarlo Montagnier @libero.it. Perfetto, grazie mille, alle prossime, grazie. Buona serata anche a voi. Grazie. Salve. Come le nuvole ci sfioriamo con un abbraccio in un secondo, per poi dopo allontanarci e riabbracciarci in questo modo, in questo mondo. Danza la vita come una samba, come nuvole nel vento e parole sussurrate in un momento, scandite solo dal passo intrepido del tempo. Noi sfiorati e mai presi tra invenzione e realtà, tra verità e realtà, ma sempre insieme. Già. Noi come nuvole, noi come palpiti, noi come battiti, ci avvolgiamo. Noi siamo nuvole, noi siamo attimi, noi sempre fragili, ci abbandoniamo in questa danza avvolgente, travolgente, seducente. Come le nuvole, noi
giochiamo come due anime a confronto, per poi dopo ritrovarci e allontanarci in questo modo, in questo mondo. Con parole nel vento e sguardi persi e ingannati in questo tempo, noi sospesi, quasi appesi tra finzione e realtà, tra verità e libertà, ma sempre insieme. E già, noi come nuvole, noi come palpiti, noi come battiti, ci avvolgiamo. Noi siamo nuvole, noi siamo attimi, noi sempre fragili, ci abbandoniamo in questa danza avvolgente, travolgente, seducente. Ecco qua, è finito anche Nuvole e quindi passiamo con velocissimamente, non so se si può dire velocissimamente, ma ormai l'ho già detto. Eh, passiamo subito in Svizzera dal nostro amico Maurizio. Ciao Maurizio. Ciao Gian, ciao Rossella, ciao a tutti. Buonasera e bentornato. Grazie. Come Allora, va? era un po' che ci mancano i tuoi suggerimenti per le letture e quindi ti abbiamo chiamato perché poi ci è incuriosito un libro che ha un titolo, insomma, Kurz, un nome proprio di un Sì. libro che molti di noi hanno amato e anche il film, insomma, che ne è stato tratto. E dai, raccontaci un po' questo libro. Sì, parliamo di Kurz, quindi un libro francese pubblicato in Francia nel 1998, ma solo da qualche mese pubblicato in Italia, grazie alla casa editrice Preistorica. È il libro che tra l'altro ha scatenato più commenti nel mio blog, quindi Ah. per questo ho pensato di proporvelo. I commenti non tutti positivi, qualcuno anche un po' irritato da parte tra l'altro di una cara amica, perché ha trovato l'articolo un po' troppo spinto, diciamo così, perché questo libro parla di sesso. Parla di sesso in una maniera che, insomma, io ho riso dalla prima all'ultima pagina, quindi ve lo consiglio per questo, per un po' di leggerezza intelligente. È una storia molto semplice, il protagonista, di cui non conosceremo il nome per tutto il romanzo, ha una vita sessuale scialba, non è mai stato particolarmente interessato alle questioni di sesso, ma tutto cambia in un gennaio quando incontra un amico che è con una sua collega e comincia a provare attrazione, ricambiato tra l'altro, per questa collega. Entrambi provano questa attrazione, ma entrambi non vogliono bruciare questa, come dire, questa situazione così particolare andando subito a letto insieme. E quindi cominciano a progettare, si incontrano settimanalmente, regolarmente presso la stessa brasserie per progettare il momento di questa unione carnale. E gennaio la progettano per il 27 maggio, quindi ci siamo quasi, oggi è 25, siamo sul pezzo, sì. E da qui comincia tutta la storia dell'ossessione di questo protagonista
per preparare questo momento con cose veramente assurde, tipo rinnovare l'appartamento dove questa unione avverrà, migliorare chiaramente come dire, l'aspetto fisico e quindi palestra, ma anche migliorare le sue prestazioni sessuali, quindi insomma trovare le prostitute adatte che possano in qualche modo fare da allenatrici per ecco. questo momento. E niente, tutto questo viene preparato con lei si chiama Lore, di lei conosciamo il nome, ma nei dialoghi, quando si incontrano, parlano di sesso attraverso Conrad. Quindi ecco perché, torniamo al titolo, ecco perché arriviamo a Kurz. Tu parlavi prima di Cuore di Tenebra, ecco, per chi non l'avesse capito, parlavamo di Cuore di Tenebra di Conrad. Kurz, uno dei personaggi del romanzo, è il nome che i due danno al membro di lui, perché trovano troppo volgare chiamare l'organo sessuale maschile con i nomi comuni o con i nomi Col suo anatomici, nome, insomma, ecco, era troppo, come dire, una cosa che rovinava questa preparazione, e quindi l'organo di lui viene battezzato Kurz. Senti, adesso sono un po' in crisi perché siccome è un libro che mi è piaciuto tantissimo, l'ho riletto e Sì. forse non ho mai capito niente perché non mi ricordavo una chiave così dal punto di ma vista. infatti non c'è. Ecco, insomma, diciamo che l'autore, Jean-Marc Aubert, è un insegnante di inglese. Ama Conrad e quindi ha unito la sua passione per quest'autore a un romanzo divertente, ironico, scanzonato, leggero, ma molto intelligente. Quindi ci sono momenti dove si ride veramente, ma si sorride dalla prima all'ultima pagina. La bellezza di questo romanzo è la leggerezza intelligente che l'autore è riuscito a creare. È riuscito a parlare di un'ossessione in una maniera divertentissima e ha creato delle situazioni assurde, paradossali, eppure tanta cultura pagina dopo pagina. Conrad non è l'unico autore che viene citato, che viene analizzato dai due protagonisti, ma non solo, perché anche con una delle prostitute c'è questa affinità letteraria, quindi anche in quel caso si continua a parlare di Conrad o di altri autori. Quindi è intelligente e leggero allo stesso tempo e mostra, tra l'altro, insomma, dimostra ancora una volta come non ci siano argomenti tabù, ma ci sono libri scritti bene, libri scritti male. Questo è un libro scritto bene. Quindi è appunto divertentissimo, leggero, si ride, si sorride, insomma. E poi ovviamente ci si domanda come va a finire, e questo lo scopriremo solo leggendo, Non perché ce lo puoi insomma dire. non ve lo posso dire, perché altrimenti si perde tutto lo sfizio di questa lettura, ma anche il finale devo dire che è particolarmente originale. Insomma, ecco, quindi tutta questa preparazione, tutta questa palestra, tutto questo allenamento da parte di Kurz e del suo proprietario, insomma, quindi ecco, voglio dire, un po' di leggerezza. Vi ho raccontato di resistenza, di guerre, insomma abbiamo parlato di tutto di più, parliamo anche di sesso, insomma, rilassiamoci un po'. Quindi Kurz è il libro che vi consiglio stasera. Beh, ci hai incuriosito molto, ma poi questi due personaggi sono visti in modo un po' caricaturale dall'autore o riesce comunque a farli essere dei personaggi plausibili, diciamo? No, allora caricaturale no, quindi non c'è la macchietta. Lei è descritta molto bene, sfuggente, attraente, quindi veramente c'è questo trasporto del lettore leggendo il libro verso di lei. Lui è talmente assurdo in alcuni momenti che, ecco, non parlerei di caricatura, ma proprio di originalità. Ecco, quindi
è un po' questo che colpisce. Non sappiamo quanti anni abbia, non sappiamo come si chiama, ma sappiamo tutto della sua ossessione. Quindi insomma, è veramente originale. Io l'ho trovato originale e quindi sì, l'ho proposto nel mio blog, scatenando tutte queste reazioni, tra l'altro alcune di persone che avevano letto il libro, che quindi hanno messo a loro volta i loro commenti, i loro pareri, si erano divertiti tantissimo, link ad altri blog sempre su questo libro, e qualcuno che invece è rimasto un po' sconcertato dal tema così diverso da quelli soliti che tratto, insomma. Quindi ecco qua, ho pensato di proporlo anche qui e chissà che non interessi qualcuno degli ascoltatori. Beh, è molto ispirante il tuo racconto, quindi credo di sì, insomma. E Poi no, siamo sono un po' vicini al 26. stupita che qualcuno ti abbia così un po' rimproverato per il tema, insomma, perché poi io l'ho letto, ho letto solo la tua presentazione, non gli altri commenti, ma insomma mi sembra che siamo assolutamente con un tono più che accettabile, più che gradevole, non ho visto né volgarità né per cui sì, faccio fatica un po' a capire, qualche critica che ti è arrivata. Adesso andrò a leggere anche i commenti comunque. Vabbè, non si può piacere a tutti, non si può piacere sempre, quindi ben vengano anche le critiche. L'importante secondo me è leggere l'articolo, scusa, il libro e farsi 2 sane risate, ecco. Certo, Io quelle l'ho fanno letto sempre così. bene. Io l'ho letto, sì, poi soprattutto in questo periodo aiuta, ci avviamo verso l'estate, rilassiamoci un po', ecco. Non prendiamoci sempre tanto sul serio. D'accordissimo. Bene, Maurizio, grazie. Andremo subito a comprarlo e a leggerlo. E ci sentiamo per le prossime recensioni che ci regali a noi, a Radio Nostra. E se sei libero l'11 giugno alla festa di Radio Nostra, noi siamo qua, che ti aspettiamo. Lo so, non so ancora, ma spero, se non ci sono fisicamente, ci sarò virtualmente. Quindi grazie, grazie, alla prossima. Va bene, grazie, ciao. Grazie Maurizio. Ciao a tutti, grazie. Buona estate intanto. Grazie anche a voi, a presto. Ciao ciao. È passato tanto tempo, però le parole scivolano via dalle mie labbra. Ho calpestato i tuoi ricordi, ma io non credevo di desiderare la tua bocca. Ehi, mi va di volerti tra le braccia, ho voglia di vederti per dirti baciami ancora una volta, labbra sulle labbra e questo profumo. Baciami, tu mi fai innamorare, però questo sapore lentamente va via. Quella volta sulla spiaggia, io e te, solo l'alba ci ha svegliati dal sogno.
mio sipario con te. Cala l'ultimo tramonto del mare e tu sai di volerti tra le braccia, ho voglia di vederti per dirti baciami ancora una volta, labbra sulle labbra e questo profumo. Baciami, tu mi fai innamorare, però questo sapore lentamente va via, va via, va via. Ancora una volta Giulia D'Alessandro e è con noi adesso Giulia D'Alessandro. Buonasera Giulia, ciao. Ciao a tutti, buonasera e un saluto a tutti coloro che stanno ascoltando Radio Nostra. Bene, grazie. Benvenuta a bordo. A bordo della nostra mongolfiera siamo arrivati fino a Nocera Inferiore in provincia di Salerno e appunto abbiamo trovato Giulia, che è giovane cantautrice. Raccontaci un po' di te, Giulia. Sì, innanzitutto è un grande piacere essere vostra ospite e mi piace questa metafora della mongolfiera perché mi piacciono molto, mi hanno sempre affascinato sin da piccola. Comunque, tornando un po' a quelle che sono le mie origini musicali, io sono una cantautrice, nasco come una bambina prodigio, quindi quest'anno saranno quasi 27 anni di attività Ah, con la musica. E ero veramente molto molto piccola, ho iniziato ad amare la musica guardando il Festival di Sanremo, quindi il mio primo input è passato tutto di lì, ascoltando in particolar modo Massimo Ranieri con Perdere l'amore e mi si aprì un mondo, sia quello della musica che della televisione, perché poi Sanremo è anche un grande spettacolo, non è certo. soltanto uno spettacolo prettamente musicale. E poi l'anno successivo, invece, guardando Anna Oxa con Fausto Leali duettare con il brano Ti lascerò, rimasi completamente esterrefatta e dissi proprio a mamma di voler intraprendere proprio la strada della musica e del canto principalmente. Quindi ho iniziato a studiare musica, canto, tanto studio, che mi hanno portato poi a bellissimi traguardi, quale la laurea appunto al Conservatorio di Salerno con il massimo dei voti, sia in didattica della musica, indirizzo canto, che in musicologia. E poi ovviamente all'inizio sono nata come un interprete, quindi ero piccola, quindi interpretavo brani di altri artisti. Mentre in effetti abbiamo sentito anche varie cover che fai, però fai anche brani tuoi. Sì, che poi è tutto un percorso che è andato in divenire perché, come ti dicevo poc'anzi, sono nata come una bambina prodigio, quindi cantavo brani come cover. Poi, nell'età adolescenziale, ho iniziato a scrivere i primi testi e poi, man mano che si perfezionavano anche i miei studi al conservatorio, ho iniziato anche a scrivere la musica e poi anche gli arrangiamenti. Quindi poi proprio tutto È un il percorso che nel percorso tempo è andato completo. completando, sì. Esatto, hai questo genere anche di voce, di musica un po' spagnoleggiante, almeno la sentivo, no? Sì. Questo tipo, questo timbro di voce, forse appunto, vabbè, stando in campagna, nelle zone, Numismatico, sì. diciamo, sì. E sono molto interessanti anche i brani. Il brano poi anche che metteremo subito dopo, che si intitola Dietro il velo della libertà, Sì, è, molto coinvolto. sì, raccontaci un attimino
testo del brano e perché hai voluto farlo. Sì, Dietro il velo della libertà è un brano di cui io sono l'autrice del testo, la musica è di Igor Leone, mentre gli arrangiamenti sono di Sebastiano Forte. È un brano al quale sono molto legata perché parla di violenza sulle donne medio orientali. Però è un tema che lo voglio anche estendere non solo alle donne medio orientali. Questo è stato il mio incipit per iniziare la scrittura di questo brano. Però lo voglio dedicare veramente a tutte quelle donne che ancora non hanno la voce necessaria per denunciare e non hanno ancora la forza per poter reagire. Quindi che possa divenire questo brano come un monito per poterle spronare a denunciare in qualsiasi modo e sempre, qualsiasi genere di violenza. Sì, perché qua appunto parliamo il velo che le donne orientali si Sì, mettono forzatamente per sì. appunto uscendo nell'ambiente di tutti i giorni. E, abbiamo visto anche che hai fatto, parlavamo prima di Sanremo, parlavi di Sanremo, hai partecipato anche a qualche Sanremo Giovani. Sì, esatto, esatto. Io da bambina prodigio, da dove sono partita, ho iniziato prima con vari concorsi locali, poi man mano sono diventati sempre più grandi, quindi regionali e poi nazionali. Tra questi, vabbè, il Festival di Napoli, perché essendo io campana, dove sono giunta semifinalista, e poi sono approdata ovviamente anche ad Aria Sanremo, team nel 2018, dove sono giunta semifinalista. E appunto il brano che avete ascoltato ancora una volta, scritto da Scutiero e Dauria, autori appunto della mia terra, è giunto in semifinale. Questo brano è piaciuto tantissimo, ha avuto un grandissimo riscontro e veramente mi ha dato tantissime soddisfazioni. È un brano che parla d'amore alla fine, mi piaceva presentare a Sanremo un brano che parlasse d'amore. Mhm. Sì, ti sentiamo sempre felice, hai anche la voce felice, che sei contenta, no, del tuo canto, delle tue canzoni. Io sono Che, un entusiasta di eh, natura, quindi la musica mi fa essere entusiasta e poi anche tanto ha modificato anche il mio carattere, anche il bellissimo percorso con la musicoterapia che ho affrontato, quindi che ho iniziato e che oramai porto avanti da 10 anni. Questo Ecco, mi di ha questo permesso da... ti volevo Sì, chiedere, tu la pratichi proprio la musicoterapia? sì. Con che tipo di utenti? Sì, io ho iniziato, ho intrapreso questo percorso perché ho sempre creduto, sin dal primo momento in cui ho iniziato a studiare il canto, che la musica non fosse uno strumento fine a se stesso, ma che aveva al tempo stesso un'altra valenza. Poi ho scoperto, è entrata in maniera prepotente nella mia vita questa meravigliosa disciplina qual è la musicoterapia. Ho intrapreso gli studi lì, ho conseguito la triennale a Napoli di musicoterapia e mi sono specializzata sulle patologie neurodegenerative, quale la demenza, l'Alzheimer e il Parkinson. E quindi per 10 anni ho lavorato prettamente con pazienti con demenza e Alzheimer. Davvero lì ho svolto dei lavori stupendi, con dei grandissimi ritorni emozionali e che mi hanno sicuramente arricchito e mi hanno resa la persona che sono oggi. Quindi è un'attività anche molto delicata, molto complessa, immagino, no? Sì, 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 perché quando ti approcci con delle realtà fragili, con delle persone estremamente fragili, quali appunto i pazienti affetti da Alzheimer, ma poi ho seguito anche tanti pazienti in psichiatria, il percorso è molto lungo e questo veramente ti fa toccare con mano quelli che sono i veri valori della vita, le cose essenziali e importanti della vita, perché a volte ci soffermiamo su tante futilità. Invece, quando ci confrontiamo davvero con chi soffre, comprendi tante cose e impari anche a sorvolare e essere maggiormente contento di quello che hai quotidianamente, perché è una grande fortuna. Bene.
a voi. Sì, sì, infatti Dietro il velo della libertà è uscito il 5 novembre ed è disponibile su tutti i digital store. In più il pubblico mi può seguire sia sul mio profilo Facebook, perché lì davvero, come dico, è un contenitore di tutte quelle che sono le mie attività, perché qui ne ho elencato una parte, ma sono anche una conduttrice di eventi, organizzatrice di eventi socioculturali e molto attiva sul mio territorio, e quindi lì veramente si può seguire di tutto. Poi c'è la mia pagina Facebook che è Giulia D'Alessandro Cantante, il mio canale YouTube che è Giulia D'Alessandro Cantautrice, il mio profilo Instagram che è D'Alessandro590, e poi ricordiamo che tutti i brani sono su tutti i principali digital store, tra cui anche Nuvole, che è il brano che è uscito quasi 2 anni fa, ma che è ancora programmatissimo in radio. E per me è un grande piacere salire sulla vostra mongolfiera. E in bocca al lupo, eh? Ciao, grazie. Dove sei libertà? Vento d'Oriente, sabbia del deserto, raggi d'argento che filtrano sulla terra durata, infondendo calore. Ma te, donna, di tutto questo non assaporasti per via di quel velo che occhi e viso ti copriva. Un giorno chiedesti libertà. Dove sei libertà? Prendimi fra le tue braccia, portami via, via di qua. Dove sei libertà? Dove sei libertà? Prendimi fra le tue braccia, portami via, via di qua. Dove sei libertà? Sognasti di volare come fa un airone verso l'ambra del tramonto, nell'argento delle acque, per trovare finalmente quella per tutti scontata libertà. Libertà. Dove sei libertà? Prendimi fra le tue braccia, portami via, via di qua. Dove sei libertà? Dove sei libertà? Prendimi fra le tue braccia, portami via, via di qua. Dove sei libertà?
telefono. Eccoci qua, tornati, acceso anche il tuo microfono e abbiamo lasciato Giulia ed Alessandro con il Dietro il velo della libertà. Entriamo noi con il giro del mondo in 80 giorni. E che dire, Rossella? Diciamo oggi che abbiamo svolacciato dappertto e quindi adesso e quindi diamo un appuntamento però per chi un è nei appuntamento pressi della preziosissimo. nostra zona. Abbiamo un concerto per arpa e violino con la nostra amica Alessandra Trentin, che viene qui al Cavallino, e con Luca dal SAS per offrirci questo concerto venerdì 27 maggio alle ore 19 alla chiesa di Santa Maria Elisabetta. Ce l'aveva promesso nell'ultima intervista e ha mantenuto la Ha promessa. mantenuto Vede? la promessa. Esatto. Quindi venerdì venite alle 19, un concerto post aperitivo o pre-cena, non so come si può chiamarlo, comunque da ascoltare, e questo concerto è fatto anche in modo perché venga pubblicizzata l'ARPA nell'Art Time School, scuola musicale che c'è a Cavallino Treporti. Abbiamo E che sta fatto... andando a gonfie sta vele. andando bene, sì. E basta, detto questo, abbiamo detto tutto, come dice Totò. Detto questo, detto Ricordiamo tutto. che c'è la festa di Radio Nostra Radio Nostra, 11 l'11 di giugno, giugno, esatto. sempre per E chi è da queste parti, vabbè, anche se uno è da queste parti viene, viene insomma. apposta perché è un evento meraviglioso. Esatto, per raggiungerci è semplicissimo. Uno prende Sempre dritto. esatto, uno prende la strada provinciale e arriva, cioè proprio alla fine, Dove finisce la strada? dove sei finisce la arrivato. strada, sei arrivato, è tutto dritto, un dritto, a parte le rotonde che sono state inserite da Stiamo poco, imitando Marco Paolini, sempre dritto. ma è sempre dritto finché si spiaccica, finché finisce l'asfalto e comincia la stradina comincia con il i bello. sassetti che E comincia il ci bello. porta al faro di Punta Sabbioni. Quindi venite, ovviamente bisogna prenotare per chi viene e basta, ormai abbiamo Adesso abbiamo dato tutti gli tutto, abbiamo detto appuntamenti, tutto. ce n'è un altro, ma ne parleremo Parleremo la prossima settimana. sì, con molta cura, perché va comunicato, perché è un evento importantissimo. Grazie a tutti per Bene, l'ascolto. grazie, a mercoledì prossimo. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm not good without you? Take my lips, I never use them. Take my arms, I want to lose them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. So baby, take all of me. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm not good without you? Take my lips, Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni, seconda serie, a cura di Radio Nostra, scritto e condotto da Rossella e Gianluigi, una produzione dell'associazione La Rete, musica della sigla finale di CT Van Glen.
Il programma lo puoi seguire su YouTube, Spotify, Anchor Podcast, Google Podcast, sui social Facebook e Twitter e sul sito www.radionostra.gindopri.com. A mercoledì prossimo.